Un anno di Coppa Italia, immagino tanta la delusione, però che possono dare indicazioni positive no, sicuramente ci tenevamo a fare bene, mi spiace tanto aver preso due gol in questa maniera perché uno sull'errore difensivo una chiusura non fatta bene, l'altro sul calcio piazzato sapevamo che erano forti sui calci piazzati e non so se c'è stata una deviazione, però è andata così, ancora è tutto da giocare, ci saranno i 90 minuti a gusto. Dal punto di vista tattico abbiamo visto un cambiamento che è stato evidente, quello nel secondo tempo, scalando Danna come esterno di centrocampo e Marduglio giù, esterno di difesa. Lì bisogna lavorare perché sono visti molti cambiamenti, anche italiano esterno ad esempio. Sì, infatti sapevo che la squadra del Mussolini ha degli esterni forti come Panetino, Mignone, ho preferito coprirmi un po' con i master, con Marduglio e Italiano. Però purtroppo non abbiamo arginato bene e abbiamo preso lo stesso rigore. Esce con qualche ferita alla vista, ma non bisogna preoccuparsi, bisogna lavorare, quindi da assicurare anche i tifosi. Sicuramente tutti i mali vengono per nuocere, questo ci dà ancora più forza e più grinta per ripartire martedì a lavorare con il piglio giusto. Mister Maggio, vincere 2-1, l'ondata di Coppa Italia, indicazioni importanti che può trarre qui dal matto. A prescindere dal risultato, quello che è importante è vedere la tenuta atletica e ancora siamo intorno al 70%, però devo dire che hanno messo a cuore i ragazzi e abbiamo vinto una partita che a mio parere il risultato giusto era il pareggio, però sai, quando arrivano queste vittorie servono per il morale e per lavorare la prossima settimana con molta serenità. Secondo lei ipotecato il passaggio al turno o ancora tutto No, aperto? no, tutto assolutamente aperto perché la Nizza è una grossissima squadra, poi passano gli episodi, poi dobbiamo essere bravi al ritorno di gestire bene la ritorno. Dal punto di vista campionato abbiamo visto Bussomelli pimpante, dal punto di vista atletico, alcuni tratti anche superiori rispetto ai biancoscudati, quindi indicazioni importanti. E queste partite di Coppa principalmente servono per questo. Uno per vedere le condizioni fisiche, due per chi vince e il morale. Quindi soddisfatto assolutamente. Sì.